Settima corsa, un confronto per femmine di 4 anni. Tutto pronto per il via in 10 dietro le ali della macchina. All'1 Elettrica Trio, 2 Eli VL, 3 Empathie Joyeuse, 4 Elessar Gad, 5 Etruria, 6 Euforia di No. In seconda fila 7 Elena Cole, 8 Elena Sels, 9 Enfasi degli Ulivi, 10 Esedra. Autostart in movimento che si prepara al lancio. Si parte con problemi per Elettrica Trio che galoppa. Va al comando Empathie Joyeuse. All'esterno Etruria che va a chiedere ad ottenere strada e passa a condurre all'imbocco della prima piegata. Favorita Etruria guida il gruppo nei confronti di Empathie Joyeuse. Terza posizione per Eli VL che precede in corda Elessar Gad, c'è 14,6 per il lancio. Etruria in vantaggio nei confronti di Empathie Joyeuse, poi Eli VL, 400 in 32, allo scoperto c'è Enfasi degli Ulivi che precede Esedra, quindi il 4 di Elessar Gad. Va a fare la pariglia esterna anche Elena Cole che segue quarta all'esterno, ottava della corsa. 46,4 per i primi 600 di corsa di Etruria che ha preso la testa e ora guida liberamente. E al passaggio davanti alle tribune Etruria indisturbata passa in 1,1,6 i primi 800 metri. Etruria in vantaggio, Empathie Joyeuse in seconda posizione in corda a precedere Eli VL, quindi all'esterno Enfasi degli Ulivi che precede sempre Esedra al chilometro in 1,17. Etruria continua da facile leader nei confronti dei rivali, inizia ad accelerare a 450 metri dalla conclusione, si porta in scia Empathie Joyeuse, 14,5 per la retta opposta alle tribune. Etruria ed Empathie Joyeuse che si staccano dal resto del gruppo, cerca di non perderle di vista Eli VL. Quando siamo ormai all'ingresso della dirittura d'arrivo, Etruria in vantaggio nella sua scia, Empathie Joyeuse, Etruria che allunga ancora e viene a vincere facile. Numero 4 è la Sergad squalificato. Che spazia a piacimento, vince come vuole. Al secondo posto finisce Empathie Joyeuse, al terzo Eli VL a precedere Elena Sels. 29,2 ad arrivare, 1,15,6 ragguaglio cronometrico per il facile assunto di Etruria, terza vittoria consecutiva. Roberto Ruvolo per la scuderia Magica, la vittoria della 4 anni da Adrian Chip e Patria, allevata a Sant'Andrea in facile cost to cost, al secondo diligente nella scia Empathie Joyeuse, al terzo Eli VL. Questo è tutto per la settima e conclusiva dal Savio di Cesena, la chiusura con la vittoria di Etruria e Roberto Ruvolo.